Due parole sulla disciplina, prima e poi magari su di noi. La disciplina è una disciplina difficile, molti quando noi ci presentiamo che lavoro fai, faccio l'oncologo, hanno un modo di, no, non succede all'ortopedico, al cardiologo, all'oncologo purtroppo sì. Però in realtà è anche una disciplina affascinante perché certamente in questo momento penso la più dinamica, quella che sta correndo di più nel mondo occidentale e quella che ha ottenuto i risultati più impressionanti da tutti i punti di vista, ed è anche una disciplina che per quanto difficile, per quanto sempre costantemente a contatto con il rischio morte, con il rischio interruzione delle prospettive personali, è una disciplina che però ci dà una possibilità, che è quella di dare qualcosa di noi anche quando non abbiamo più niente di professionale da dare. E questo credo che sia una cosa della quale dobbiamo tener conto. Certo, questo ha un prezzo anche per gli operatori. Infatti in questo momento in tutta Italia ci si sta preoccupando molto, più cresce la dimensione del fenomeno, di occuparsi anche di come far sì che gli operatori siano sempre in grado di far fronte alle difficoltà anche emotive di questo lavoro. Qualche numero: in Italia sono in questo momento vivi più di 2.500.000 cittadini che hanno alle spalle una diagnosi di neoplasia. Qualche volta sono guariti, qualche volta purtroppo stanno vivendo gli ultimi mesi della propria vita, altre volte, come diceva Daniele prima, hanno raggiunto un livello di convivenza con la malattia che tende a prolungarsi sempre di più. Questo dato è in crescita esponenziale. Se voi vedete la retta che rappresenta la prevalenza, cioè il numero di cittadini vivi con questa diagnosi alle spalle, è una retta che va così. Aumenteranno sempre di più, e questo è un dato positivo, non negativo, perché non è tanto l'incidenza che aumenta, ma è la possibilità di questi pazienti di guarire, di superare la malattia. Negli Stati Uniti oggi la stima di sopravvivenza a 5 anni è vicina al 70%. Io non credo che in Italia siamo ancora a questi livelli, queste cifre sono sempre difficili da leggere e da interpretare, però siamo oltre il 50%, stiamo correndo verso il 60% e forse più, e questo è un dato incoraggiante. La cosa più importante che è accaduta negli ultimi anni, è una cosa della quale si parla anche nei giornali normali, nei quotidiani, nei settimanali, è la sempre più marcata precisione dei trattamenti, ed è una precisione che deriva dall'aumentare delle conoscenze genetiche, molecolari, che ci consente di usare non più sempre farmaci che indiscriminatamente uccidono le cellule neoplastiche e danneggiano i tessuti normali, ma farmaci che riescono a riconoscere sempre più spesso un bersaglio, una piccola tasca all'interno di una proteina, un passaggio attraverso la membrana cellulare, la possibilità di interrompere una via attraverso il quale la neoplasia riesce a schivare i meccanismi di controllo dell'organismo e a replicarsi in maniera indiscriminata, che è peraltro il suo mestiere, del mestiere che noi dobbiamo interrompere. E questa è una prospettiva rivoluzionaria che si è aperta 10 anni fa, si è aperta per la verità all'inizio in ematologia. Da questo punto di vista l'ematologia è un precursore come disciplina, ma ormai l'oncologia la sta cavalcando, e sono stati raggiunti risultati davvero molto interessanti, e io personalmente sono molto contento, e credo che Fabio dirà più o meno la stessa cosa, di aver potuto vivere questa rivoluzione, pensando che quando ho iniziato a fare questo mestiere, nella prima metà degli anni 80 avevamo a disposizione 10 farmaci, tutti della stessa categoria, ed è stato così per molti anni. Oggi le cose stanno cambiando radicalmente. C'è un problema, che è un problema che sta mettendo in difficoltà tutto il mondo occidentale, che è quello della sostenibilità, perché pensate che siamo tutti professionisti, potenziali cittadini che o hanno avuto un parente, un familiare, o che possono avere questo problema. Ci dobbiamo porre anche il tema di che cosa sta significando in questo momento questa rivoluzione in termini di sostenibilità. Lo dico perché qualche volta della sanità si parla male, bisognerebbe invece ricordarsi quello che il servizio sanitario regionale e nazionale possono avere. Un anno di trattamento con questi farmaci oggi costa sempre più spesso tra 50 e 100.000 euro a singolo cittadino, ed è importante che noi riusciamo sempre a garantire questi trattamenti, e per farlo è importante che il sistema sanitario sia sempre più curato, aggiornato, manutenuto, riorganizzato, per evitare che accada quello che da qualche parte accade, cioè che certe cose non si possono più fare, che è un punto al quale non vorremmo mai arrivare, anzi noi vorremmo poterne fare sempre di più e sempre meglio. La nostra struttura è una struttura che da un lato ha una storia molto antica. Pensate che la data di nascita della oncologia di Udine è il 1° dicembre del 1958.
e non sono sicurissimo, però se non è la prima oncologia d'Italia è una delle prime, ma forse è la prima, intesa come struttura della quale è stata deliberata da una presidenza di ospedale la nascita con un atto ufficiale che abbiamo recuperato e che abbiamo conservato. Perché 58 può non sembrare lontanissimo, io ero già nato da un anno, ma in realtà è l'altro ieri, e nonostante ciò nel 58 l'oncologia in Italia sostanzialmente non esisteva, e anche in altri paesi è nata come disciplina a sé stante molti anni dopo, anche negli Stati Uniti. Quindi questo è un piccolo primato che Udine ha, del quale noi non abbiamo ovviamente alcun merito, però ci troviamo lì e teniamo volentieri questa eredità. Per altri aspetti invece la struttura è più recente, perché la struttura dove oggi noi lavoriamo deriva da una fusione che è stata fatta 8 anni fa, no, tra poco saranno 10 per la verità, già il tempo passava, il 1° settembre del 2004, ed è stato un esperimento gestionale. A Udine c'erano 2 aziende, il Policlinico Universitario a gestione diretta e l'azienda ospedaliera di Udine, e molto prima che si fondessero ci è stato chiesto di sperimentare una modalità gestionale che mettesse assieme le potenzialità. Io credo che questo esperimento alla fine sia riuscito. Oggi la struttura è una delle strutture più grandi d'Italia come singola struttura, prende in carico ogni anno circa 1500 pazienti, gestisce un numero molto rilevante di sperimentazioni cliniche, mediamente gestiamo 30 studi clinici ogni anno, abbiamo una struttura dedicata alla ricerca potente che manteniamo in realtà con fondi privati, quindi per noi è importante l'apporto che tutti quelli che per fortuna spesso ci aiutano a sostenere queste attività. Abbiamo un'attività che è divisa abbastanza precisamente per patologie. Ormai tutte le grandi strutture non lavorano più come oncologia medica, ma come oncologia senologica, toracica, gastrointestinale, e via via a seconda delle suddivisioni nelle quali sempre più siamo immersi, perché è sempre più alto il livello di specializzazione che è possibile raggiungere, ed è sempre più difficile per una singola testa trattenere tutte le informazioni che sono necessarie a garantire il meglio. Penso che qualche informazione magari la possiamo dare anche sulla parte universitaria, perché uno degli aspetti positivi di questa fusione è stato che ha messo insieme 2 mondi che qualche volta fanno fatica a dialogare, ma che in realtà oggi nella sanità moderna hanno bisogno di dialogare, quello dell'assistenza, quello della didattica e quello della ricerca. La struttura da cui proviene il dottor Puglisi, che era la struttura di oncologia del Policlinico, che ha avuto un eccellente oncologo come primo driver, il professor Sobrero di Genova, è una struttura nella quale si curava di più l'aspetto ricerca e nella quale ci si occupava della didattica. La nostra era una unità operativa ospedaliera che si occupava dell'assistenza, e però pian piano, con una serie di difficoltà e con un po' di fatica, alla fine siamo riusciti a creare una struttura in cui queste 3 attività si svolgono in maniera molto integrata, e credo magari che Fabio abbia il piacere di dirvi anche lui qualche cosa rispetto a questa esperienza vissuta dal punto di vista dell'universitario. Lui è docente del corso di laurea di medicina, si occupa della scuola di specializzazione, quindi senz'altro vi dirà qualcosa anche rispetto alle attività didattiche e di ricerca. Però in generale, ecco, io magari mi fermo, poi casomai aggiungo qualcosa. Quello che vi posso dire è che siamo in marcia, che dobbiamo guardare tutti, nonostante le difficoltà della quotidianità e quello che anche noi tutti i giorni vediamo, con speranza al futuro, perché il progresso di questi anni è stato davvero inarrestabile. Io confido che possa esserlo ancora, magari in futuro, anche grazie al vostro aiuto. Grazie ancora. Giampiero Fasola ha già delineato direi, i principali aspetti che riguardano la nostra attività. Sicuramente io sono coinvolto in misura maggiore per quel che attiene la parte di didattica e la parte di ricerca. Noi dal 98, ormai quindi è passato parecchio tempo, siamo entrati in un circuito internazionale per quel che riguarda l'attività di ricerca e quindi l'ambito scientifico. Quello che un tempo era vissuto soprattutto da parte dei pazienti come un qualcosa anche di avverso, che poteva in qualche misura essere visto con diffidenza. In realtà noi oggi sappiamo che questo è un valore aggiunto molto importante, soprattutto quando la ricerca scientifica fa passi davvero da gigante, soprattutto in un tempo che è molto più rapido rispetto al passato. Questo consente di avere dei farmaci che magari ancora non sono arrivati
per l'impiego clinico, quindi non sono disponibili negli ospedali e che possono essere invece fruibili attraverso la partecipazione a studi clinici. Quindi avere la possibilità di offrire anche studi clinici e quindi terapie innovative ai pazienti rappresenta davvero un valore aggiunto. Un valore aggiunto è anche disporre di una scuola di specializzazione di oncologia che nasce soprattutto dall'importanza di trasmettere ai giovani medici come dire, la passione per questo mestiere. È stato accennato come di fatto oggi in Italia vivano 2.500.000 persone con diagnosi di tumore, e se pensate questo è un numero veramente stratosferico che comunque rappresenta anche la manifestazione di un successo, perché il fatto di poter registrare questo dato come prevalenza vuol dire che esistono molte persone che oggi sono guarite dopo diagnosi di tumore, che quindi hanno la possibilità di vivere anche con una qualità di vita che è decisamente buona. Qualità di vita alla quale stiamo dedicando molto più tempo rispetto al passato, molta più attenzione rispetto al passato, perché noi crediamo molto in questo. In realtà crediamo molto anche nella comunicazione, nel fatto che bisogna trasmettere davvero un messaggio che sia un messaggio proattivo, un messaggio di fiducia anche nella terapia, sfatare un pochino i miti del passato, perché ormai la chemioterapia, che comunque rappresenta un partner sempre importante dei trattamenti, in realtà è vista oggi sempre meno come rappresentativa delle cure oncologiche. Oggi abbiamo diversi farmaci che hanno molti meno effetti collaterali rispetto alla chemioterapia tradizionale e che sono molto più mirati. Questo è un termine, se volete, anche abusato, il fatto di dire terapia mirata, terapia su base sartoriale, a bersaglio molecolare, sono tutti, direi, termini che abbiamo utilizzato, che noi stessi adesso cominciamo un po' a considerare come termini davvero abusati, ma di fatto questa è la direzione verso cui stiamo andando. Patologie che possono essere e sembrare patologie molto diffuse, che poi, se andiamo ad analizzare dal punto di vista molecolare, diventano delle nicchie di patologia. Questo è un concetto che sta emergendo e che è molto importante. Pensiamo, io in particolare mi occupo nello specifico di tumori della mammella, e se pensate, oggi in Italia si ammala una donna su 8 di tumore mammario nel corso della vita, quindi il concetto anche di familiarità viene ribaltato, perché famiglie che possono avere almeno 8 donne nella loro direi casistica familiare hanno una buona probabilità di avere anche un parente che sia affetto da questo tipo di patologia. E però pensate che del tumore della mammella, tumore così frequente, di cui si ammalano 40.000 donne l'anno in Italia, noi in realtà parliamo in termini ancora generici, ma stiamo cercando di sottodistinguere, sottodividere questo tipo di patologia, perché non esiste più il tumore della mammella in quanto tale, ma l'esempio è che esiste un tumore della mammella che ha delle specificità e un tumore della mammella che ne ha delle altre, e quindi noi dobbiamo curare, trattare queste donne riservando loro il trattamento specifico. Questo è un dato davvero importante, devo dire la parte forse più rivoluzionaria della nostra disciplina, che è un po' cominciata dal 2005 in poi. C'è una frase inglese che viene spesso, che ricorre insomma nelle nostre discussioni scientifiche, che è one size does not fit all, che vuol dire una scarpa non va bene per tutti, cioè una misura non va bene per tutti. Dobbiamo cercare di identificare per ciascuna situazione quello che è la necessità specifica, il clinical need, il bisogno quindi di queste persone, e poi fare in modo di soddisfarlo. Prendo soltanto un'ultima parola relativamente alla scuola dell'oncologia del Friuli, in particolare del Friuli Venezia Giulia, perché in realtà esiste un'unica scuola di oncologia in Friuli Venezia Giulia che è presente a Udine, e devo dirvi, abbiamo avuto la fortuna di avere selezionato delle persone davvero di qualità molto buona, che hanno trovato sbocco professionale immediato
nel momento della loro specializzazione, quindi questo ci fa molto onore e spero che abbiano anche colto durante il periodo formativo l'importanza della comunicazione, dell'umanizzazione, perché ogni volta che penso al nostro mestiere penso all'umanizzazione, la parte umanitaria del nostro mestiere, quanto sia importante dedicare il tempo al malato, ricordarsi sempre di una regola essenziale. È inutile durante una visita ambulatoriale accelerare perché c'è il paziente dopo, piuttosto accettare che in un momento noi spendiamo quel tempo che pensiamo essere una spesa, ma che di fatto è un investimento importante, perché stiamo dialogando con una persona, prima di tutto una persona, prima di essere un paziente una persona, trasmettiamo quelli che sono i valori giusti per affrontare una patologia difficile e con questo ovviamente siamo in grado di stabilire quel giusto dialogo interpersonale e quella giusta empatia che deve esserci per portare avanti un cammino che sicuramente è difficile, ma che possiamo dire essere anche un cammino da vedere con la giusta speranza. Ecco, giusta speranza è un altro termine che oggi in una serata del genere mi sento di voler condividere con voi, pensando a questo aspetto anche a volte abbiamo anche dei casi molto difficili in cui sappiamo che la prognosi è decisamente severa e questo può fare paura, può mettere un po' a disagio, a volte anche noi stessi che si dice, ma ogni tanto tra amici la domanda che si presenta molto spesso è ma come fai a fare questo mestiere? Come fai poi uscito dall'ospedale a dimenticarti delle situazioni? Di fatto non ci dimentichiamo, diventa parte integrante della nostra vita. È un errore pensare che ci si dimentichi. C'è una bellissima poesia scritta da un oncologo degli Stati Uniti, un certo Stimsa, che si occupa soprattutto di una fetta, se volete, molto sottile che è il trattamento dell'anemia nel paziente oncologico. Ma io ho letto di questo Stimsa tutta una serie di passaggi veramente commoventi che fanno cogliere il senso della nostra professione. Lui ha scritto un brano che si intitola Scilla e Cariddi dell'oncologia attuale, cioè vuol dire sostanzialmente quello che è il passaggio in questa tortuosa via che ci vede da una parte la necessità di prendere le distanze e dall'altra parte invece quello di essere assolutamente compenetrati rispetto alla sofferenza delle persone con le quali abbiamo a che fare. Allora il messaggio è: se io ho scelto di fare l'oncologo, ma prima ancora se io ho scelto di fare il medico, questo non me l'ha prescritto il dottore, diciamo così, questo l'ho scelto io e quindi diventa ovviamente la mia missione principale, diventa il fatto di condividere, non bisogna mai prendere le distanze da nulla, non ci deve essere mai quel Gore-Tex emozionale che dovrebbe difenderci ma che viceversa ci rende assolutamente, come dire, rende priva di significato quella che dovrebbe essere davvero la nostra missione, prima di tutto assistenziale e poi scientifica. In tutto questo, se avete modo, vi chiedo di supportare l'importanza di una scuola di specializzazione di oncologia che attualmente è unica in Friuli Venezia Giulia e che credo meriti di esistere proprio perché ciascuna regione italiana, ma in particolare le aree dove ci troviamo, ha bisogno di formare giovani oncologi che siano davvero persone in grado di aiutare chi ha bisogno. Grazie.